ai profughi delle foibe. Prende la parola il sottosegretario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dottor Emanuele Prisco. Sì, buongiorno, grazie, sono veramente commosso ed onorato dell'invito, ringrazio il Comune di Bagnasco, ringrazio il Sindaco, ovviamente un saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose presenti. Porto anche il saluto del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un abbraccio, cerco di recuperare il posto migliore per l'audio, un abbraccio ovviamente ai pronipoti del maresciallo Arvalic, un affettuoso saluto alla signora Paola, al signor Carlo, hanno rappresentato e testimoniato con la loro presenza di chi in quei momenti drammatici, bui della storia dell'umanità, forse i momenti più bui della storia dell'umanità, li ha vissuti seppur in più giovane età. Bene, oggi io andrò con il capo del corpo al comando provinciale di Udine a riconsegnare simbolicamente ai parenti del maresciallo Arvalic la divisa e l'elmo dei Vigili del Fuoco per colmare questa ferita ingiusta che la storia ha consegnato a un eroe nazionale e che ha permesso di raccontare una delle pagine più buie della nostra storia nazionale. A nome di tutto il personale di Vigili del Fuoco di Udine, alla presenza del capo del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, Carlo Dell'Occhio, e al direttore generale di Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, Agostino Carrolo, vi porgo il mio benvenuto e il mio più cordiale saluto. Un saluto particolare e affettuoso anche alla professoressa Paola Del Din, partigiana italiana, nota durante la Resistenza col nome di battaglia Renata, medaglia d'oro al valore militare. Buongiorno a tutti, ovviamente un saluto rinnovato a tutte le autorità civili militari presenti, al comandante provinciale, al direttore regionale, ovviamente al capo del Corpo Nazionale, Ingegner Dall'Oppio, l'assessore Zimmo, Sindaco Dubetti, le altre autorità e le rappresentanze del Comune di Udine, del personale e delle organizzazioni sindacali presenti. Ovviamente la signora Paola, che ho avuto l'onore di conoscere nella precedente parte di questa manifestazione. Io sono molto contento, sinceramente onorato di poter essere qua per concludere questo ultimo passaggio di restituzione, di completamento della restituzione della memoria alle azioni
del maresciallo Arzalic, con i parenti, i pronipoti che sono qui dietro di me. È stato detto molto di questo vigile del fuoco che in un momento buio della nostra storia nazionale gli fu chiesto di fare il proprio lavoro, come spesso capita nei momenti più drammatici ai vigili del fuoco. Andare a vedere in fondo alle foibe che cosa ci fosse. E dalle sue testimonianze, da quelle degli altri vigili del fuoco, si è potuto raccontare questa pagina drammatica che oggi, dopo troppo tempo, l'Italia è arrivata a ricordare, che è quella di un popolo che ha dovuto subire solo per la colpa di essere italiano l'infoibamento, per la colpa di essere italiano, di essere cacciato dalle proprie terre in cui aveva lavorato, vissuto e avuto origine. Io dicevo prima nella manifestazione per il ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli, credo che manca la storia di questo straordinario uomo, di questo straordinario vigile del fuoco. Si racconta nel coraggio e nell'adempimento del proprio servizio. Anche quando la storia, le vicissitudini drammatiche di quei periodi storici di fatto hanno fatto sì che non potesse mai riprendere, dopo essere scappato, dopo essere stato esiliato, dopo essere essersi rifugiato nel centro Italia nel tentativo di sfuggire dalla persecuzione titina, semplicemente perché aveva riportato, strappato un velo oscuro della storia dell'umanità, ma l'aveva fatto nell'adempimento del proprio servizio. Il servizio impone anche il dovere della verità. Ecco, con questo momento di oggi vado in conclusione, perché Arnaldo Arzalic, che è una medaglia d'oro al valore civile della nostra nazione, che è colui che ha riconsegnato al mondo la storia drammatica di Norma Cossetto, è diventata il simbolo della tragedia delle foibe, non è potuto tornare a fare il suo lavoro che aveva fatto ogni giorno della sua vita insieme ai suoi vigili del fuoco con onore e dignità. Aveva perso, e lo sanno quanto vale questo, tutti gli uomini in divisa esattamente la propria divisa. Ecco, con la cerimonia semplice di oggi, senza tante formalità, perché i colleghi dei vigili del fuoco sanno, noi sulle formalità non siamo molto bravi, ma sulla sostanza, lì dove serve, i cittadini possono contare sul loro straordinario aiuto, non solo di un corpo straordinariamente competente e preparato, ma anche con un'umanità nell'adempiere al proprio servizio, che i cittadini italiani e non solo gli riconoscono universalmente, non a caso è l'istituzione più amata dagli italiani, senza soluzione di continuità da 13 anni. E così a Arnaldo Arzalic noi vogliamo restituire la sua divisa, quella ovviamente attuale, perché non abbiamo trovato quella di quegli anni, ma gli vogliamo restituire la divisa e l'elmo dei vigili del fuoco. Lo faremo riconsegnandolo ai parenti ancora in vita, per completare questo percorso di restituzione della memoria di questo straordinario uomo, e con lui di tutti quegli operatori e i vigili del fuoco di Pola ancora, che in quegli anni si calarono nelle foibe a recuperare, a riconsegnare alla pietà, alla preghiera, alle famiglie i corpi di quegli italiani che erano
stati uccisi e gettati in quelle cavità carceri. Ecco, io non aggiungo altro, approfitto della presenza dei pronipoti per dire a nome dell'Italia, a nome del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero dell'Interno, grazie ad Arnaldo Arzaric per aver compiuto sempre e solo il proprio dovere, anche a rischio della propria vita, anche avendo dovuto rischiare il proprio lavoro e la propria divisa. Grazie. Alla sua memoria. Grazie.